I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud, but there are miracles in life I must achieve. But first I know that it starts inside of me. If I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. E sulla bellissima voce di Valentina e la musica di Dagmar inizia il nostro appuntamento settimanale con la cultura. Ben ritrovati. Questa settimana stiamo avendo il piacere di conoscere un autore che è venuto a trovarci qui alle Cantine di Platone, che è un biografo di un personaggio davvero interessante e carismatico che è Tiziano Terzani, ma andiamo a conoscere innanzitutto il suo biografo che è Alen Loreti. Ciao Alen. Ciao. E ben ritrovato. Grazie. Allora, in questi giorni stiamo parlando di questo uomo grandioso, ma insomma davvero le parole non si sprecano. La vita come avventura racchiude insomma tutto quello che è stato di questo uomo, della sua vita, dei suoi viaggi, del suo pensiero e della sua grandissima forza d'animo, perché comunque era un uomo, come dicevi anche tu, molto esigente, che selezionava anche i suoi amici, allo stesso tempo però è stato sempre spinto da questo bisogno di libertà, di espressione, che poi si è tramutata appunto nel suo viaggiare continuo, perché lui si definisce soprattutto si definiva un viaggiatore. Sì. Ieri stiamo un po' ripercorrendo cronologicamente le tappe fondamentali della sua esistenza e siamo arrivati a un punto cruciale, no? Io ieri ti avevo chiesto quali erano state le domande che ti eri posto nei confronti di della vita di questo personaggio e una di queste domande era stata proprio che cosa era successo in un momento particolare della sua vita in cui lui viene cacciato dalla Cina e si trasferisce nell'85 in Giappone, sì. E vive questo profondo momento di depressione insomma esistenziale e tu insomma cerchi un attimino di capire che cosa era realmente successo, quindi vorrei un attimino ripartire da qui per poi continuare a raccontare la sua storia. Terzani esce dalla Cina veramente malconcio, perché comunque quello che era stato il progetto della sua vita, quindi stabilirsi in Cina, in qualche modo finisce brutalmente con questa espulsione. Il trasferimento in Giappone si rivela difficile perché appunto è un uomo che ha una certa età, non riesce più a imparare. Quanti anni aveva lui nell'85? Nell'85 dunque siamo sui 47. Beh, insomma, non era così grande. Insomma. Però Adesso... era difficile imparare sì, certo.
e lui infatti si preparava molto. Uno dei motivi per cui in qualche modo era estremamente rispettato è perché veramente aveva una capacità di dialogare con tutti. Non riesce a penetrare la realtà giapponese, infatti si occupa della rivoluzione nelle Filippine, riesce a superare la depressione solamente nel 1990, quando lascia il Giappone e si trasferisce a Bangkok, sempre con la famiglia, quindi si trasferisce in Thailandia. Il periodo thailandese è molto importante perché in qualche modo Terzani si ritrova geograficamente proprio nell'area che preferisce, l'Asia calda, quindi l'Indocina, luoghi che aveva già frequentato durante la guerra in Vietnam negli anni 70, e quindi da qui riparte questo cinquantenne, in qualche modo cerca di ricostruire la propria carriera e diciamo che inizia veramente una serie di viaggi straordinari, tra cui quello del 93, che diventa poi un famoso libro, Un indovino mi disse, che in un qualche modo lo riporta al piacere del viaggio, al contatto con le persone, anche a descrivere un'Asia che viene travolta dalla globalizzazione. E quindi è un Terzani che cambia profondamente, è un uomo che in un qualche modo riesce a ripartire da zero. Secondo te che cosa è stata, perché è curiosa, no, questa cosa che sia stato proprio il periodo giapponese, un po' il suo periodo di down in un certo senso. Tu da studioso, quindi biografo della sua vita, secondo te è stato veramente legato ad una questione culturale oppure dai suoi strascichi comunque che l'avevano portato ad abbandonare la Cina? Cioè che cosa è stato? Perché poi a un certo punto il suo trasferimento poi in Thailandia è come se a un certo punto la sua vita cambiasse dall'oggi al domani. Dobbiamo pensare anche al contesto storico. Alla fine degli anni '80 il Giappone sta cercando il primato finanziario ed economico nei confronti degli Stati Uniti, quindi è un paese estremamente aggressivo che spinge sull'acceleratore della modernità. Terzani si aspettava un Giappone legato alla conservazione di grandi tradizioni, forse. Esatto, proprio perché arrivava dalla Cina e magari sperava di ritrovare qualcosa di simile, e invece è un Giappone in qualche modo alienato, che purtroppo riproduce stili di vita estremamente occidentali, e quindi Terzani resta un po' spiazzato. Poi chiaramente lui era estremamente esigente, quindi voleva assolutamente penetrare la realtà cercando anche nelle storie delle persone. Invece i giornali per cui lavorava, tra l'altro aveva lasciato Repubblica per il Corriere della Sera, gli chiedevano solamente articoli di economia. E quindi lui in fondo non si ritrovava anche in queste storie da raccontare. Sì. E quindi poi dal 91 si trasferisce? Dal 90 al 94 abitano a Bangkok. C'è questa rinascita? Una rinascita in tutti i sensi, anche estremamente produttiva, con articoli, con libri. C'è uno straordinario viaggio nell'Unione Sovietica che si sta sbriciolando durante il colpo di Gorbaciov nell'agosto del 91, che lui racconta in un bellissimo libro, Buonanotte signor Lenin. C'è appunto Un indovino mi disse. Poi nel 94 finalmente arriva in India che in qualche modo aveva già messo nel mirino da qualche anno, e solo che il periodo indiano ormai arriva che insomma ha già 56-57 anni, quindi è un uomo che sta finendo la sua carriera professionale, e lì Terzani è profondamente stanco e anche insomma deluso da un mestiere che sta molto cambiando. Gli anni 90 sono gli anni della globalizzazione e della digitalizzazione delle informazioni, quindi è un Terzani che in un qualche modo non riesce a ritrovarsi in questo mondo, e quindi nel 96 lascia il giornalismo, va in pensione, e purtroppo però qualche mese dopo, ma siamo già nel 97, scopre di avere un linfoma allo stomaco, e questa è una tremenda notizia che però lui riesce ad affrontare, lo dice appunto, abbiamo trovato i documenti, come se fosse uno scoop. Quindi il cancro diventa una nuova storia da raccontare, questa volta è una storia che lo interessa in prima persona, però diventa una nuova occasione per rifare un viaggio completamente diverso. E da lì poi, dal 96, decide di intraprendere questo viaggio in India o lo farà dopo? Il viaggio in India, tornerà in India tantissime volte, perché a un certo punto, addirittura alla fine degli anni 90, lascia in qualche modo il mondo di Firenze, il mondo dell'Orsigno, e si ritira in una piccola casina vicino all'Himalaya. E la famiglia nel frattempo? La famiglia nel frattempo, i figli erano già grandi, avevano già iniziato a studiare, a viaggiare per il mondo. Ci sarà la moglie che in qualche modo lo seguirà sia da vicino che da lontano. Un ruolo anche difficile di questa moglie, sì, no? estremamente forte. Infatti, anche perché se non fosse così sarebbe stato sicuramente molto difficile stare accanto ad un uomo
così altrettanto forte. Così vigoroso, ma alla fine anche così fragile, perché Terzani, non immaginiamo che affrontare il cancro e la malattia sia facile. No, Devo certo. dire che, anzi, purtroppo a un certo punto, nel 2002, la malattia si ripropone e non c'è più niente da fare, quindi a Terzani addirittura danno dai 3 ai 6 mesi di vita. E lui lì capisce che in un qualche modo si deve ritirare da tutto, deve finire le ultime cose che ha iniziato, in particolare quello che diventerà il suo ultimo libro, Un altro giro di giostra. E quindi è un uomo che si isola in qualche modo per conservare le proprie energie, non perché rifiuti completamente il mondo. Una delle cose che lo stanerà sarà l'11 settembre, perché l'11 settembre è un evento epocale, lui sente lì la responsabilità, il dovere morale di essere nuovamente testimone del proprio tempo e quindi si rimette in gioco, è un uomo ormai di 60 anni, e quindi ritorna sul fronte in Afghanistan, in Pakistan e racconta una guerra che altri invece non vogliono raccontare. Moltissime persone conoscono Terzani proprio per il suo ultimo libro, Un altro giro di giostra. Devo dire che è stato uno dei libri per cui io ho conosciuto questo autore, proprio per questo modo di affrontare la malattia che lo ha reso davvero un esempio per molte persone. Infatti moltissime persone che hanno dovuto affrontare percorsi simili al suo hanno letto questo libro quasi per farsi forza in un certo senso. E, che cosa riporta Terzani, lo diciamo ovviamente per chi non l'ha letto questo libro, in questo libro dal punto di vista appunto del biografo, e quindi raccontaci un po' come ha vissuto anche il suo percorso, la sua malattia e come lo ha affrontato, perché io so che lui ha avuto un grandissimo spirito, insomma una forza incredibile, perché lui è voluto veramente andare a cercare non solo, come dicevamo anche fuori onda, un modo per potersi riprendere dalle cure estenuanti a cui si sottoponeva, ma anche un modo per ritrovare se stesso e anche le motivazioni di questo male. Devo dire che è stato interessante ritrovare proprio nelle corrispondenze, negli appunti, subito qualche settimana dopo aver scoperto di avere il cancro, lui dice subito questa è una storia, questo è uno scoop, questo è qualcosa di importante. Quindi lui trasforma la malattia in un'occasione appunto di ricerca. Diventerà una ricerca anche clinica, medica, perché lui chiaramente al di là di sottoporsi alle cure ufficiali, cerca anche cure alternative. Infatti. Ma non tanto perché spera che qualcosa possa salvarlo a tutti i costi, ma è estremamente curioso di come gli altri affrontano la malattia e quali altre cure si possono applicare. E quindi dobbiamo sempre immaginare un Terzani che indaga la realtà, che si informa, che studia tantissimo. La sua biblioteca, che oggi è custodita a Venezia, raccoglie più di 5.000 libri e di fronte a questi 5.000 libri ci rendiamo conto di un uomo che ha una visione a 360 gradi, ampissima, di tutto ciò che lo può interessare, quindi dalla medicina, dall'antropologia, dalla sociologia, e lui cerca di accumulare informazioni per avere più chiare le idee su come può affrontare questo grande problema. Bene, io ti ringrazio perché purtroppo anche per oggi il tempo è finito, vola velocissimo quando gli argomenti sono davvero così interessanti. Domani termineremo la nostra settimana insieme ad Alen Loreti e termineremo il nostro discorso su Tiziano Terzani, questo uomo davvero che ha avuto una vita davvero affascinante. E io ti ringrazio Dagmar e Valentina che concluderanno la nostra puntata in musica e poi ascolteremo un altro pezzo tratto da questo libro. Le cantine tornano domani, mi raccomando, non mancate. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken a lot of chances before, but now I'm gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before,
and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind. And I don't need to see anymore to know that I can't read your mind. 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 L'uomo occidentale, spinto dalla sua inesausta curiosità, dalla volontà di conquistare e costruire, è andato dapprima in Asia come viaggiatore, poi ha cercato di conquistare le anime come missionario, infine i territori come dominatore coloniale. In realtà qualcosa dell'Asia gli è sempre sfuggito ed è proprio l'anima, ma ora l'Occidente l'anima dell'Asia l'ha comprata e instillandole il concetto che l'unica modernità possibile è la sua, l'ha anche inchiodata a un bruciante complesso di inferiorità. So che mi prenderanno per matto, ma chi l'ha detto che questo è l'unico sviluppo possibile, che il nostro tipo di benessere, che la nostra democrazia vanno bene per tutti? Per trovare l'ultima roccaforte di resistenza sono andato con mia moglie Angela ad abitare in India. Ecco che cosa vorrei dire con il mio libro. È necessario cercare di capire un pensiero tanto diverso dal nostro. Qualcosa mi ha salvato dalla fede orientalista cieca e fanatica, l'essere rimasto un osservatore, estraneo seppur con la volontà di capire. Sono rimasto un fiorentino, nonostante le mie fughe.